Eccoci qua. Allora, come state? Tutto bene? Avete passato una buona Pasqua, una buona festività? Spero che abbiate passato, insomma, una buona Pasqua, ok? Sperando che queste feste hanno portato un po' di felicità a tutti quanti voi. Allora, siamo puntuali come sempre con una nuova live dedicata alla cartomanzia, quindi per tutti quelli che vogliono una mia consulenza, ormai lo sapete tutti, potete telefonare in diretta live, solo telefonando, non accettiamo commenti perché abbiamo disattivato anche i commenti e quindi per chi vorrebbe una mia consulenza basta telefonare al numero che io vi vado a dire durante questa live, oppure potete prendere una cosa molto più semplice, potete prendere il numero di telefono nello scrollo dell'oroscopo che ho pubblicato, perché ho pubblicato il nuovo oroscopo stamattina. Nello scrollo di quel video dell'oroscopo trovate il numero di telefono, però io lo dico, è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Andiamo a salutare l'amico Francesco Magro, che è sempre presente, che dice: maestro, è un piacere rivederla, buona diretta. Grazie Francesco, sei sempre puntuale ad seguirmi lì su YouTube, sul mio canale, e auguro a tutti voi veramente tanta felicità con tantissima buona fortuna. Quindi dovete preparare carta e penna, così io vi dico il mio numero di telefono durante la live, così ve lo segnate, va bene? 345 630 81 72, il numero per parlare in questa mia live. Ripeto, è una live di cartomanzia, professionalmente parlando, quindi non siamo qui per perdere tempo. Pronto? Ciao Cleo, sono Milena. Ciao Milena, come stai? Bene, auguri comunque. Grazie, hai passato una bella Pasqua? Insomma, da sola passata bene. Pure io da solo, bello, in famiglia, tranquillo e beato. No, sono stata con un'amica mia. Mi fa piacere, dai. Ti stavo cercando perché mi devi vedere una cosa, Cleo. Sì. Se posso continuare ancora, perché ho saputo delle cose, però non da me, perché a me non lo so io. Ti do la data di nascita di lui. Sì. L'11/5 del 76. Quindi vuoi sapere se puoi continuare a fidarti oppure no? Se mi devo fidare, che ho saputo che lui con la ex gli ha fatto tante tarantelle, capito? Vediamo. Fermami quando vuoi. Ferma. Andiamo a vedere. Allora, Milena, il discorso sai qual è? Io te l'ho sempre detto che se la tua speranza è quella che lui un giorno venga a vivere con te, bla 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 bla, no, perché per adesso lui è bloccato su tutta la sua situazione. Sì, però ti sto a dire, non cambia niente. Lui è e resterà
un semplice amante. No, ma io lo sto solo frequentando. No, io ti sto spiegando. Io ti sto spiegando. Se tu pensi che un giorno questa persona venga a convivere con te, lo puoi dimenticare. Perché ma io mi posso fidare di lui? Sì, ti puoi fidare, ma ripeto la frase, ti puoi fidare come frequentazione, come amante, come capisci quello che ti voglio dire? No, ma io la convivenza non ci penso proprio. E allora devi stare allora, io te lo devo dire, capisci? Quindi, e allora stai tranquilla perché sarà una bellissima storia, come ti ho sempre detto. Quindi puoi continuare a fidarti di questa persona perché non ti deluderà. Ma lui si separerà perché lui ha detto che sta in divorzio, però lei non gli vuole dare il divorzio. Il divorzio io qua non lo vedo e non lo vedrò mai. E lei non glielo darà mai perché sta passando in qua con lei. Perciò fregatene di questo e goditi il momento. E io non lo posso nemmeno vedere perché lo tengo sotto controllo. Perciò ti sto a dire, non è la moglie, non è che lo tiene sotto controllo perché già probabilmente già viene da precedenti situazioni. Quando una moglie se ne accorge che il marito ci fa il corno, è chiaro che quella si sta accorto, io lo tengo sotto controllo. Lo tiene sotto controllo. Anche da me ha saputo, ma ha contattato. Vedi? E perciò ti sto a dire, allora, mo devi aspettare che si addorma la creatura e poi si comincia di nuovo. Capito? Cioè, continuano sempre tramite messaggi. Esatto, chiani chiaro. Ma quello che mi dice è verità. Quello che mi dice lui è verità. Lui ti dice le cose come stanno. Sì. Ti puoi fidare perché è una persona che non ti sta a prendere in giro. Vabbè, quello volevo sapere. Vabbè? Ok, grazie Claire. Ciao Milena. Tengo fiducia in te, mi hai detto sempre la verità. Quando è una cosa devo andare avanti o no? Ti ringrazio, figurati. Ok, un bacione. Un bacio. Di nuovo a te e tutta la famiglia. Un bacio forte, ciao, stammi bene. Ciao. 345 630 81 72 per parlare con il maestro qui presente. Ripeto, questa è una live solo per persone serie, per persone adulte, persone col cervello. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Volevo farvi gli auguri di Pasqua. Grazie e contraccambio unitamente alla tua famiglia. Io sono Salvo, siamo da Udine. Sì. E volevo sapere, dato che con una ragazza prima c'era stato un allontanamento ed eravamo solo amici, però lei ultimamente, dato che io mi sono un po' staccato da lei si è avvicinata, volevo sapere se ci poteva essere qualcosa in più di un'amicizia. Vediamo. Mi dai la data di lei? 26/10/86. La tua? 5993. Allora, pensi a lei e fermami quando vuoi. Stop. Ok. Un attimo solo. Ascoltami, lei sta attraversando un periodo di ansia, un periodo di complicazioni perché è come se avesse perduto la fiducia negli uomini. Ok.
E quindi ci va con calma, con i piedi di piombo, capito? Perché mi esce la carta del desiderio, sta a indicare che ti desidera, vedi? Desiderio. Mi esce la carta dell'angelo, ed eccolo qua, l'angelo. Quindi le carte stanno bene, solo devi aspettare che lei comincia a prendere questa fiducia negli uomini. Però qualcosa di bello tra di voi può nascere, come no? Sì. Ma non c'è più o meno una tempistica nel No, quale periodo? no, devi saperci fare tu, sapertela gestire tu questa cosa con la massima dolcezza e con la massima amicizia profonda. Ok, perfetto. Comincia a fare delle portala a mangiare fuori, che ne so. No, ma in effetti è un anno che io ci sto andando dietro questa ragazza. Sì, e offrigli una pizza a tavolino, ti metti lì a tavolino e gli parli chiaro una volta e per tutto. Senti, io per te ci tengo e sto a perdere la testa. Che vuoi fare? O dentro o fuori, parlaci chiaro. Lei questo già lo sa, appunto, come mi ha detto lei, che al momento lei non vuole una storia. Ecco, come io ti ho detto pure io. Esatto. Allora, però digli, ma cosa mi consigli? Di poterti aspettare? C'è speranza? Un domani? Ecco qua. E lei, come mi ha detto anche lei, ha detto che io non chiudo la porta a nessuno, però al momento non vuole una storia. Ho capito al momento, ma nel tuo cammino ci può essere la mia persona o non sono il tuo tipo? Tutto qua. Ci proverò a parlarne magari una di queste sere, allora. Non può mantenerti sulle spine senza sapere se sei il suo tipo oppure no. Sì, ha ragione. Perché se non sei il suo tipo, va là. Ciao, arrivederci. Vedremo, le farò sapere allora. Va bene, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Allora, 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. In mia compagnia fino alle ore 17 con telefonate in diretta. Quindi potete chiedermi quello che volete, potete fare qualsiasi domanda, ma ci sarà la risposta. Quindi non chiedetemi per la salute perché non sono un medico. L'unica cosa che non potete fare, solo questo. Il resto potete chiedermi quello che volete. Ripeto che questa è una live solo per persone adulte, per persone che capiscono l'importanza della cartomanzia, perché la cartomanzia non è un gioco, la cartomanzia non è un gioco delle tre carte, la cartomanzia è una cosa molto seria e delicata, quindi che lo fanno in tanti adesso su TikTok si improvvisano cartomanti per poter prendere i follower. È un altro discorso. Allora, fatevi inguaiare da chi volete, fatevi scemonire, fatevi rovinare con le energie, perché chi fa la cartomanzia emana positive energie, tante volte positive e tante volte negative. Quindi chi sa fare le carte certamente vi comunica energie positive, buoni consigli. Chi non le sa fare, arrivederci e grazie. A voi, io non ho che dirvi, io vi posso solo consigliare, va bene? Allora, 345 630 81 72 per chi vuole una consulenza col maestro Cleo, qui presente il Santone di Avella, da 40 anni in attività, ma non con la bocca, bla bla bla. 40 anni io lo dimostro attraverso i miei video di 40 anni ad oggi, di 40 anni fa a oggi, sul mio canale YouTube il Santone di Avella. Andate su YouTube, scrivete il Santone di Avella e vedete che escono fuori dei video del mio passato di quando avevo 20 anni, ok? Quindi la mia storia è documentato su YouTube e dai video
di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1, Canale 5, Sky, quindi non sono uno che ha comprato il mazzo di carte e si mette a fare le carte per prendere follower. No, sono un professionista del settore. Allora, dimenticavo di salutare la donna dei cuoricini, la mia amica dei cuoricini. Un bacio, buone festività e amici, prima di entrare in diretta live, nel senso prima di telefonare, mi raccomando, mettete il seguo così rimarrete aggiornati con le mie live. Fate tap 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 velocemente tutti uniti, voglio vedere tanti cuoricini. Portiamo a 5.000 mi piace, vediamo, siamo a 1.800. Arriviamo a 5.000. Allora, linee libere per chi vuole un consulto di cartomanzia. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Mi occupo di scienze esoteriche, ricercatore di scienze esoteriche, mi occupo di liberazione di negatività, malocchie, fatture su persone e su attività commerciale. Mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Ricevo da vicino in provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutta Italia. Effettuo consulti in privato riservatamente, quindi per le persone che amano la riservatezza e vogliono un consulto in privato riservatamente, potete contattarmi dopo la live per informazioni, perché in consulto in privato vengono pagati in privato. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto gratuito. Allora, Francesco Magro, che segue da YouTube, mi chiede: maestro, una curiosità, all'estero ha anche lavorato il posto più lontano? Sì, Francesco, il posto più lontano che ho lavorato telefonicamente negli Stati Uniti, Chicago, telefonicamente. Da vicino, recandomi a domicilio, il posto più lontano che ho lavorato, recandomi sul posto, è stato la Germania, Dortmund, Germania. Quindi ho raggiunto Dortmund in Germania per un caso delicato, perché poi ci sono casi che devo andare per forza sul posto e mi sa che ci devo ritornare, perché mi è stato fissato un appuntamento, o meglio mi hanno chiesto se era possibile risolvere un problema lì in Germania, quindi in questi giorni dovrei pensarci un po', perché mo mi sono fatto un po' più vecchiarella, capito Francesco? Allora, 345 630 81 72. In questo momento le linee sono libere. Grazie dei cuoricini, siamo arrivati a 3.400 mi piaci, vediamo un po' di raggiungere 5.000 e oltre. Fate tap 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 tap. Pronto? È pronto. Abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì. Grazie. Prego. Allora, volevo sapere se era possibile semplicemente fare una domanda. Come no? Da dove mi stai chiamando? Allora, io sono napoletana, ma chiamo da Catania.
una napoletana a Catania, e che ci fa? Lavoro, faccio la badante qua. Ero venuta per amore, ma sono rimasta per lavoro. Hai Però capito? volevo sapere invece di una persona che dovrei incontrare, se ci sarà una storia seria, Sì, se ne vale la pena buttarmi dentro, se no resto single come sono. sì, è meglio solo che me l'ha accompagnato. Non sempre. Allora, hai perfettamente ragione. Ogni cosa che è a suo tempo. Certo. Dammi la tua data. Allora, 30-01-80. Sì? Sofia. E poi invece lui 14 novembre 77. Ok, Sofia, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Andiamo a verificare. Allora, sì, sarà semplicemente una storia, Sofia. Niente di serio. No, una storia che è destinata ad andare avanti finché dura. Perché le carte mi dicono, mi esce vedi qua, la carta della la ruota cioè il carro della fortuna. Mi escono le stelle, quindi sta a indicare che sarà un bellissimo cammino, qui goditi il momento. Ok. Casemore, Sofì. È vero, purtroppo lo so che si vuole. Grazie, è stata gentilissima. Figurati. Grazie mille ancora. Ciao bella. Arrivederci. Seguimi sempre. Come so te segui? Ti faccio tap. Grazie ancora. Ciao. Mettete il seguo, perché mettendo il seguo voi non fate altro di rimanere aggiornati con questo bellissimo profilo. A proposito, ho già caricato l'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 di questo mese. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Bonsoir. Salve. Da dove chiami? Pronto? Sì, ti sento. Da dove chiamo? Io dalla provincia di Napoli. Dimmi tutto. Allora, siccome sto vivendo una storia d'amore un poco complicata, volevo sapere se la storia andrà avanti, se ci sarà una rottura. Ma è una storia extraconiugale? No, è una storia ufficiale. Ah, ok. Allora, dammi la tua data di nascita e dammi la data di nascita di quest'uomo. Allora, la mia è il 16 aprile dell'83. Sì. La tua è l'11 settembre del 78. Andiamo a vedere. Fermami quando vuoi. Ok. E andiamo a verificare. Perché vedo che lo vedo strano, lo vedo proprio strano a lui. Ma da quanto tempo state insieme? Fra alti e bassi 3 anni. S'allontate allora? Sì. Non vorrei che fosse nata io sospetto che... Vediamo, le carte qua stanno. Quello che mi dicono le carte, io quello ti dico a te. Vabbè, lo so. Vediamo. Allora, la speranza, autorità, dissenso, solitudine, documento, probabilità. No. Sinceramente, un'altra donna io non la vedo. E fin qua stiamo a posto. Credimi, un'altra donna non ci sta. C'è il rischio che lo perdi? Questo sì, perché ti sta raccontando un pochettino bugie. Dici, me te sta pigliando poco per fessi, eh?
però ti posso garantire che un'altra donna non c'è. È solo, come ti avevo detto io, è come se lui gli dici, ma come se tu vuole vederti diversa probabilmente, capito? No? Cerchi di cambiare un pochettino atteggiamento anche nel vestirti, nel parlarci, in tutto e per tutto, hai capito? Perché questo è una persona che si fa stare facilmente. Questo è vero, infatti ciò dico, questa storia E allora, la rottura andremo avanti. ma andrai avanti se tu cambi, capito? Ma l'ultima cosa, ma i sentimenti per me li vede ancora o lui non mi ama più? Allora, i sentimenti dipende, io dico sempre, i sentimenti, ognuno è vero in una maniera, capito? Lui ci tiene a te, ma è il tutto che ci vuole, non è detto che bisogna quando uno si mangia il secondo piatto, poi attorno ci sta i contorni. Cerchi di cambiare un po' tu, non da dormire cazzi zammocco, come si dice a Napoli, cerchi di sciatare. Ok? E vedi, t'asceta tu e asceta issa, va a dormire tutti e due. Va bene? Complimenti, grazie, complimenti. Grazie, un bacio forte, ciao. Allora, mamma mia, siamo arrivati a 8800 mi piace. Bravo. Ma non so se sia una sola o sono in tante. Comunque, vi voglio tanto bene. Pronto? Ui, carissimo. Tutto bene? Passato bella Pasqua? Mi senti? Sì, ti sento. Hai passato? Ho detto hai passato una bella Pasqua, tutto a posto? Sì, in famiglia, con amici, con i miei. Ma è importante che ci sta andare a Pompei a dire tu mi stai facendo della gamma di scale complessa. C'è un turismo esagerato. Ci andai pure io l'estate scorsa, andai con mia moglie, ma all'andai. Ma guarda, io ci mancavo, sai da cosa ci mancavo, non è una vent'anni. Ma pure io da più di 20 anni, però Pensa una cosina pensata così, siccome ci ha fatto cantare a Pompei, poi una bella giornata pure. Però è sempre bello, però se vuoi girare tutto quanti scavi Pompei. Ma infatti non ce l'ho fatta. Ma infatti se vuoi sapere una cosa, io mi per dirti pure, tra siete per una parte, io scelto per una parte. Mamma mia, non hai avuto che era così grande, puoi essere stato vissuto con un bacco di cose. Ma guarda che è stato fantastico, perché poi un casino di ma proprio bella gente, bello, è sempre bello. Sempre l'emozione, ma noi teniamo una cosa così bella in campagna, ma noi ne prima. Se vuoi sapere una cosa, io ci sono stato in estate, quindi tieni presente, sai quando sono stato io, il periodo della coltivazione dell'uva, ti dico perché l'uva, mi ricordo, negli scavi di Pompei ci sta tu non l'hai visto, ma ci sta un piccolo vigneto antico all'epoca dei Romani. E io nel girare, nel guardare, nell'osservare, mi trovai proprio davanti a questo piccolo vigneto antico. Andai a guardare e c'erano belle pignette d'uva, quelle lì proprio
chissà quante centinaia di anni aveva. Ma mettete vicino e ci già assaggiato. Ma guarda, pensate all'emozione perché poi Bello. ero già molti anni che non già là. È stato, mamma, mi sono tornato guaglione. Bello. Ma bella proprio. Ma queste sono cose da vedere in Italia, noi abbiamo cose... Ma noi abbiamo delle bellissime cose in Campania, ma belle. Napoli potesse essere la capitale. Allora, sai dove devi andare che troverai un paradiso terrestre? Allora, a provincia di Caserta, Fonte Greco, chiamato pure il Cepresseto, perché sono tutti cipressi. È vicino a quello Caserta o è in Caserta? Devi andare nelle zone Piedimonte Matese. Ma però sai dove devi andare? Il paese preciso si chiama Pratella. Pratella sarebbe dove fanno l'acqua minerale Prato. Sì, lì sopra c'è una chiamiamola foresta, poi con delle cascate immense. È una favola. Fonte Greco, ricordati questo nome, Fonte Greco. Se vai su YouTube oppure su Google, vai a fare la ricerca, vedrai le foto di Sciumunisci. Dimmi tutto allora. Io, essendo della persona 10 minuti del 68 Loredano, sì. E io Fausto 0167. Diciamo che siamo ancora così, abbiamo fatto una piccola discussione, ma ci siamo visti, abbiamo parlato e attualmente ancora ferma. Vediamo se si riesce a quagliare. Speriamo allora, bene. Fermami quando vuoi. Anche adesso, vai. Ok. Ma guarda, è stata proprio un'emozione esagerata ieri. Bella. È bella Pompei è bella. No, lei è carico, io sono affatto. Sì. Ma guarda, non pensavo che c'era tutta questa gente esagerata. Oh no, la gente gira. Io sono stato il mese di marzo, sono stato a Venezia, non ti dico la gente che ci stava. Allora, ascolta, puoi stare tranquillo perché vedo la riconciliazione di una storia. Però devi aspettare perché sta attraversando un periodo... Io ti devo pensare una cosa, sì. E io ti vedo meglio e penso che la vista... perché forse ci ho tentato pure di baciarla, altre cose, però lei giustamente è arrabbiata. E me ne sono pentito e gli ho chiesto scusa. Fermati così e fatti vedere presente, non ti preoccupare. Ok? Ci sono speranze. Vai tranquillo. Ma quando ti hai portato dolce a te? Quando vuoi vienimi a trovare e prendiamo un bel caffè. Ma anche io ti stimo da 40 anni. Ti ringrazio. Ma tu sei una cosa eccezionale. Non ti preoccupare, mo se accorgi nei tempi ci andiamo a fare una mangiata assieme. Ciao, stammi bene. Ciao. Tranquillo, non ti preoccupare. Ciao. E ringraziamo l'amico, i miei fans di 40 anni fa fino adesso. Mamma mia. Grazie di tanti cuoricini, siamo arrivati a 10.300. Grazie di cuore, voglio tanto bene. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Gentilmente posso farle una domanda? Come no? Grazie. Prego. Allora, io ho chiuso una situazione con un uomo giustamente. Lei da dove mi sta chiamando? Da Padova. Padova. Mi scusi. Prego. Provincia di Padova. Prego.
e ho chiuso questa situazione molto bruscamente. Volevo sapere se anche lui a questo punto è contento oppure come sta in questo momento. Lei l'ha chiuso questa storia? Sì, sì. Allora, mi devi dire gentilmente lei che segno è, quanti anni tiene, e lui che segno è, quanti anni ha? Io ho 50 anni bilancia, lui toro 50. Da questo momento in poi mi fermi quando lo desidera. Stop. Ok. Allora, sei nei suoi pensieri perché lui ti pensa, ci tiene a te e ci sta male questa allontananza. C'è rimasto male di queste discussioni e vedo presto una sua notizia, una sua comunicazione, un suo contatto. Ah. Quindi si rifarà risentire. Sì, molto molto vicino. Ok, va bene. Va bene? Io la ringrazio. Di niente. Grazie. Arrivederci a lei, arrivederci. Mettete il seguo perché è importante rimanere aggiornati con questo mio profilo. Allora, Massimo dice: volevo solo dirti che hanno chiamato mia moglie per la supplenza anche per una settimana. Grazie, avevi detto entro questo mese. Grazie Massimo, ma tu lo sai che io non amo dire baggianata, ma amo dire le verità, quindi mi fa piacere per la tua signora. Non ti preoccupare che andrà sempre meglio. Io porto un po' fortuna a tutti. Pronto? Maestro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Guardi, le volevo fare una domanda. Siccome io, è da più di un annetto che sto sempre male, ho fatto le varie visite mediche, dovute, e non è mai venuto fuori nulla. In casa va sempre, tutto a rilento, tutto storto. Volevo capire se ci fosse qualche fattura su di Da me, dove mi stai chiamando tu? Da provincia di Torino. Ti faccio capire subito. Io dico sempre, quando io ti spiego un po' il tutto, poi vedrai se è il tuo caso. Quando a una persona non si sente bene, io dico sempre, consultate prima il medico. Se il medico a livello medicina ti dice il medico tu non c'hai niente, per me stai bene, ma continui a stare male, nel senso male che ti senti sempre stanca, mal di testa, sensazione di vomiti, dentro casa stai peggio, fuori casa stai meglio. Allora dico sempre che ha a che fare col mondo esoterico. Okay. Solo però se il medico non ti trova niente e a livello medico stai bene. No, ma infatti ho fatto diversi controlli, non è mai venuto fuori nulla, Perciò ti dico, solo così. Allora, per verificare, perché io sono un professionista, non sono uno qualsiasi che sta qua per truffare la gente. Per verificare se c'è un malocchio, negatività, fatture, queste cose qui, io preferisco se perché tu stai lontana, però io di solito vado ad analizzare della polverina che mi portano e che prendono dentro casa. Siccome tutto questo non lo si può fare perché stai lontana, allora io ti dico chiamami in privato, perché in diretta live è brutto dire certe cose
Noi controlliamo che cosa è successo. Una volta che siamo certi di quel che è successo, e allora io ti consiglio cosa bisogna fare. O venire io personalmente sul posto o ti rivolgi a qualcuno più vicino a te. Tutto qua. Ok, Va bene? va bene. Ok, ma non si può fare una stesura per vedere più o meno Come cosa no? viene fuori? Quando sei nata? Allora, 19 luglio 1990. Ok. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora andiamo a salutare l'amico Angelo Ferrara che mi scrive da YouTube. Vivissimi saluti a te e Marta, caro Cleo. Portami un po' di fortuna da quando è morta mia moglie, ne ho tanto bisogno. Da Angelo da Casoria, un abbraccio. Ciao Angelo, un bacio forte, mamma mia, da quanti anni che mi segui. Tranquillo Angelo, seguimi, continua a seguirmi, lo sai che io nelle mie preghiere ricordo sempre chi mi chiede un aiuto. Gioia, sono esattamente 1 anno e mezzo che te non te ne va bene una. Sì. Ti risulta? Sì. 1 anno e mezzo che cerchi di capire, stai andando al manicomio, cerchi di capirci qualcosa, ma non riesci a capirci niente. Perché anche nei sentimenti non va. Diciamo non è che non va, però ci sono un pochino di No, discrezi per... non mi riferivo a questo. Non va nella tua mente. Non è come se tu non sei soddisfatta al 100% in tutto, hai capito cosa mi riferivo? È come se ti manca sempre qualcosa. Per intenderci, per farti capire, tu come ti chiami, scusami? Allora, come se ci fossero 2 Giusy. Una Giusy è quella lì normale, quella che è sempre esistita. Poi c'è l'altra Giusy, la capricciosa, quella che vuole vivere diversamente e non riesce a raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi. Sono stato chiaro? Quindi c'è qualcosa di anormale, ma niente di pericoloso, attenzione. Un qualcosa che porta disguidi al tuo cammino e porta anche delle conseguenze non di malattie, perché tu non è che non ti senti bene, perché accusi qualche dolore, perché accusi qualcosa del genere, perché tu oltre diciamo a che le cose, la fortuna non gira come deve girare, ma ti senti come stanchezza e ansia. Esattamente. Chiaro? Sì. Questo è. Sì, esiste. Quindi in te c'è questo. L'abbiamo detto anche in diretta, non fa niente. Okay. Quindi dovrei fare qualcosa, non so. Hai bisogno di un programma detto da me, poi ognuno fa quello che vuole. Io ti sto a dire se io cosa consiglio quando è una cosa del genere. Fare un programma di purificazione, viene chiamato così, purificare il corpo, lo spirito e l'anima. E fare una bella purificazione dentro casa. Capito? Va bene, allora la ricontatterò in privato e vediamo un attimino. Come desideri. Va benissimo. Ti abbraccio. Grazie maestro. Buona giornata. Salve. Allora, vedete, quando si ha a che fare con professionisti del settore, allora siamo anche capaci di darvi consigli in merito.
al problema. Questo è quando si ha a che fare con dei seri professionisti. Quando invece avete a che fare con i cartari di TikTok, che quelli servono per prendere follower, stanno lì per prendere follower, quindi vi dicono tante stronzate, e amici miei, la colpa è vostra. Pronto? Salve Maestro, buonasera. Buonasera. Sono la vostra amica di Tap Tap. La Mister Tap Tap, il mio amore, dimmi. Grazie. Innanzitutto buone fatte feste di Ah, Pasqua. anche a te. Le volevo dire, io essendo che sono separata, Sì. volevo capire un attimino, diciamo, il papà di mio figlio, perché si allontana e non fa mai il suo dovere, diciamo, lui ritornerà di nuovo, perché io sto in fase di divorzio, però lui sta con un'altra persona, volevo capire se ritornerà di nuovo a darmi fastidio oppure sarà un allontanamento. Vediamo, dammi la tua cioè il quanta. Io sono acquario, 33 anni, lui pesci 47. Fermami quando vuoi. Ok. Volevo capire se verrà il giorno che si prenderà le sue responsabilità per suo figlio. Allora, io già te l'ho detto pure la volta scorsa, sta persona si sta godendo i suoi momenti di vita. Sì. Ama la libertà, ama cambiare donne, Sì. quindi o lupo per due pil, ma non vizi. Sì. Quindi il discorso che lui di ritornare non ci pensa proprio. Sì, lo so. E questo è un bene per te. Sì, è vero. Perché non mi hai chiesto che ne fai. Sì, è vero. E non vedo la sua responsabilità nei riguardi, questa è la cosa più grave, la sua responsabilità nei riguardi del figlio, Sì. che lui non ci pensa proprio. No, ma proprio su niente proprio. Cioè, però questo. Dimmi. Io dico, pure quando si accosta a qualche donna, lui proprio è come, anche quando non c'è, però poi è come se si dimenticasse proprio, oltre che non si è né preso le responsabilità, ma proprio lui non ha proprio intenzioni, maestro. No, te l'ho detto, è uno che sta a vivere la vita a modo suo. Però ti posso dire che se ne pentirà amaramente. Sì, ma con questa persona che lui sta, diciamo, ci durerà, maestro, oppure... No, ma lui non resiste con del tempo con una sola persona, capito? Sì. Si legano pure queste donne, giustamente, però diciamo lei vede che da me, diciamo, mi fa stare tranquilla, perché ogni tanto lui va e viene nella mia vita. No, sei tu che non lo devi fare entrare di nuovo nella tua vita. È come se lui quando si allontanasse poi riviene di nuovo. Ma lui viene di nuovo perché non pensare che lui ti controlla in certo modo. Quando verga tu, tanto per dire, se ci ammappiano caffè io a te, il suo viene a sapere. E quindi si fa viva per ostacolare. Sì, infatti, io questo ho notato, perché io noto come lui che ritorna, diciamo, sempre, si sta frequentando con una persona che sono venuta a sapere, però è come se lui poi ritorna sempre dal lato mio. No, devi essere tu a metterlo fuori dalla tua vita, perché tu ti devi fare una vita e devi vivere una tua vita. La vita è breve, una sola, gioia mia. Sì, maestro, lei vede se io mi posso rifare, è come se io ho un blocco.
Tu hai un blocco che ti porta anche se ti metti oppure conosci un uomo, ti viene come un magone all'interno. Quindi hai un blocco, questo blocco non ti fa vivere tranquilla. Hai bisogno di essere sbloccata. Tutto qua. Le posso fare un'ultima domanda? Dimmi. Lei vede che il divorzio io l'avrò, tutto questo, che riuscirò ad avere la mia vita? Ce la farai, ma devi battere i piedi a terra. Ho capito. Può vedere se io incontrerò una nuova persona, una persona seria? Gioia mia, se tu non ti togli dalla mente sta persona, se tu te la togli dalla testa, tu incontrerai chi vuoi. Ma maestro, sapete perché sono bloccata? Perché la falsità e il male che mi ha fatto è stato troppo. Lo so, troppo. lo so. Ma devi essere, allora, tu devi imparare a vivere in modo diverso, nel senso, devi essere consapevole di ogni cosa. Se tu conosci una persona, vivilo così, devi essere consapevole che è come un mollone, può uscire russo e può uscire anche. Allora, se tu cominci a essere consapevole, ci vai con i piedi per terra, tranquillamente può andare avanti un rapporto e può portare anche un bellissimo cammino. Sì. Capito? Però a lui non lo vede più che viene sempre nella mia vita, o sarà che poi... Te l'ho detto, devi essere tu a metterlo fuori, perché lui, come viene a sapere che tu dammi sbunato, si fa avanti. Ho capito. Quindi, ma quello lo fa per cattiveria. È bravo, sì che lo fa con cattiveria, perciò devi essere tu a non permettercelo sta cosa e cercare di non farti dare fastidio. Tutto qua. Va bene, grazie maestro, io la continuerò sempre a seguire, un bacio. È una bravissima persona e vi metto sempre i cap. Sei la mia fedelissima, io ti voglio un sacco di bene. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, salutiamo la mia fedelissima Mister Cuoricini, ci ho messo il nome. La mia Mister Cuoricini. 345 630 81 72. Mettete il seguo perché è importante seguire questo profilo. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Posso fare una domanda? Prego. Allora, siccome io, il proprietario nostro, no? Dove abito io, la figlia gli serve la casa, per me è dato 6 mesi di proroga. Sì. Ora la domanda che io faccio a voi, no? Siccome mio marito lavora fuori, posso vedere se abbiamo fortuna perché voglio venire con tutte le figlie mie? Vediamo. Da dove mi stai chiamando tu? Da Serra. Ah, Serra, sì. Allora. Io sono nata nel 1581, volete pure la data di mio marito? Sì. Il 12/9/73. Poi vorrei sapere in un futuro fuori se riesce a ottobre, per prima di ottobre ce ne andiamo. Fermami quando vuoi. Sì. Ok. Sì, ce la farai, passerai Natale fuori, non ti preoccupare. Grazie mille, sempre gentile. Ti abbraccio. Grazie. Un abbraccio per voi. Ciao bella. Ringraziamo l'amica di Acerra. Un abbraccio particolar modo a tutti i follower che mi seguono. Allora, 345 630 81 72. Mi raccomando. Pronto? Buonasera. Buonasera. Posso fare una domanda? Prego, come no? Allora, mia figlia. Sì.
Mi dica. Allora è nata 11/12/2001. Sì? Volevo sapere come sta fidanzato, no? Adatta a lei, diciamo, e si costruisce un futuro insieme. Allora, quando è nata la ragazza e quando è nato il ragazzo? Allora, il ragazzo è nato, mi sembra, il 24 luglio, però si chiama Domenico, non so. La figlia è nata il 11/12/2001. Va bene, andiamo a vedere. Fermami quando vuoi. Ferma. Ok. Allora, lui è una bravissima persona, esce pazzo per tua figlia, devo dire la verità. Però Alice, la tua figlia che da cucciare poca lingua. Perché tenne poca lingua lunga. Però il fatto di lavorare è vero. Io ti dico che ci sarà un bellissimo cammino, c'è futuro tra di loro. Quindi hai sotto picchia. Sì, sta qua, vedi? C'è un bel futuro, te l'ho detto, però tua figlia si da calmare un po', perché o tratta pezzo da piedi. E non va buono. Capito? Ho capito, ma scusa, ti posso dare tu? Sì. Devi vedere, sono 4 anni che stanno insieme. Ma chi le faceva fatto passare mia figlia? Lo so, te l'ho detto. T'ha scritto sta trattando pezzo da piedi. Perché ma sei stato su, ma così. Capito? Te lo metta tutto quello che lui diciamo che non erano futuri. No, ma lui ci tiene talmente tanto, già siamo andati a chi lo paese, sai quanto tempo? Ok? Quindi adesso si picchia. Ti posso fare questa domanda? Dimmi. Siccome lei ha avuto una proposta di lavoro per lavorare in pesca, posso sapere se va bene o se andrà bene? Se andrà bene? Sì, diciamo se rientra, perché fanno quello che lavoro. Allora, fermami quando vuoi da questo momento. E andiamo a verificare. No, il colloquio non andrà bene. No, quindi non va a lavorare in clinica. No, io vedo no, mi auguro che mi stia sbagliando. Ok? Quindi va sempre lavorando, diciamo, come sta lavorando. Esatto. Va bene? Va bene, ok, vi ringrazio. Stammi bene. Buona serata. Miei cari amici, termina qui la nostra live. Stoppa le chiamate. Per chi vuole consulti in privato lo faccia dopo che abbiamo terminato. Mi potete chiamare in privato per chiedere come è possibile, perché in privato i consulti costano 30 euro. In privato. Quando sto in live non costa niente. La cosa importante, mi reco anche a domicilio, a quindi per le persone che mi vogliono incontrare, zit, scrivetemi e io vi rispondo. Andiamo a salutare ed uscire dalla live di YouTube. Quindi a voi di YouTube, continuate a seguirmi e sappiate che ogni giorno alle ore 16 alle 17 mi trovate qui in live. Ciao a tutti dal vostro amico
il Sant'Uni di Avella. Ed andiamo